Buongiorno Sicilia, ben trovati, altro appuntamento con la nostra trasmissione su Antenna Sicilia, un'ora e mezza dedicata all'informazione, ospiti, curiosità e per l'informazione tanta parte dedicata alla rassegna stampa. Saluto subito Angelo Gagliano, buongiorno Angelo. Buongiorno Roberta e buongiorno a chi ci segue da casa. Anche oggi puntata ricca di argomenti che ci permetteranno di spaziare nella nostra isola, dalla Catania di San Berillo, del quartiere da riqualificare grazie alla presenza di un gradito ospite che ci parlerà di un sopralluogo che si è verificato proprio ieri nel quartiere, al nuovo scandalo delle mazzette all'ASP di Palermo, per passare poi anche a un momento musicale con un artista catanese che si chiama Airam. La conosceremo, ne conosceremo le virtù e la profondità espressiva, poi il collegamento con il nostro astrologo, insomma, e tanti momenti qui a Buongiorno Sicilia. Momenti che cominciano proprio con l'informazione che ha contraddistinto i nostri telegiornali. Andiamo subito all'Assemblea regionale siciliana. È stato approvato un emendamento che permette lo stanziamento di fondi per una mini manovra. Vi spiegheremo bene a cosa serviranno questi soldi, ma la notizia è che con la tranquillità acquisita dopo, insomma, il ricompattamento della maggioranza, niente più rimpasti, si arriva a delle decisioni, si è arrivate a delle decisioni importanti. Una fra tutte: non ci sarà l'adeguamento per quanto riguarda gli stipendi dei parlamentari dell'ARS, e poi ci saranno anche dei fondi da spendere per i forestali. Però ci spiega tutto questo in questo servizio Manlio Viola. Niente più aumenti di stipendio per i 70 deputati regionali siciliani. Il Parlamento ha votato un emendamento al collegato, la cosiddetta manovra bis alla finanziaria, che blocca la norma sull'adeguamento delle indennità al carovita per effetto dell'inflazione, almeno fino alla fine di questa legislatura, quindi per i prossimi 4 anni e mezzo. Lo annuncia il presidente dell'ARS, Gaetano Calvagno. Avevo preso questo impegno di far votare la norma alla prima occasione utile, l'abbiamo fatto senza riflettori e pressione mediatica, dice l'esponente di Fratelli d'Italia. È uno degli effetti del ricompattamento della maggioranza dopo l'accordo raggiunto sullo stop al rimpasto, che riporta il sereno sbloccando i lavori d'aula all'ARS. L'Assemblea regionale siciliana ha così dato il via libera alla mini manovra finanziaria da 250 milioni di euro. Sala d'Ercole ha approvato il collegato che contiene anche i fondi per i forestali, saltati dopo l'impugnativa del Consiglio dei Ministri, e delle norme aperte con i fondi dello sviluppo e della coesione, e ha dato il via libera col voto finale anche alla proroga dei commissari nelle ex province fino al 31 dicembre del prossimo anno, il 2024, nelle more della riforma per il voto diretto degli organismi intermedi, che si prevede possa avvenire nella prossima primavera. Via libera anche la legge voto sul dimensionamento scolastico e sulle farmacie rurali. La manovra nel complesso vale, come detto, 250 milioni di euro e assegna soprattutto 137 milioni ai comuni, 74 milioni ai stagionali forestali, dunque al piano antincendio, fondi per la chiusura dei contenziosi ai consorzi di bonifica di Agrigento e Siracusa e norme per la stabilizzazione di 1116 ex PIP, piani di inserimento professionale. Via libera anche al cosiddetto nodo Taormina. L'ARS non ha votato l'emendamento del sindaco Cateno De Luca, ma quello del governo regionale, che assegna risorse fino al 10% del valore dei biglietti venduti a tutti i comuni nel cui territorio sorgono aree archeologiche. Una prova immediata di tenuta dell'accordo in base al quale non si farà più il rimpasto nella giunta Schifani. Gli assessori restano tutti al loro posto. Chiarezza anche nelle tensioni fra Schifani e Fratelli d'Italia da un lato, anche grazie ad una lunga telefonata col presidente Calvagno, e tensione che scema anche dentro Forza Italia. Gli azzurri puntano ad una riorganizzazione interna e il punto di svolta adesso potrebbero essere le elezioni europee, anche se non è detto che nella maggioranza non si torni a parlare italiano dopo l'estate. E adesso andiamo a Catania, vi portiamo esattamente proprio davanti l'assessorato all'ecologia del Comune di Catania, dove ieri è stata una mattinata decisamente frenetica. Il problema riguarda la GEMA, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'800 della città di Catania. Si tratta chiaramente di una settantina di persone che rivendicano il diritto al lavoro. C'è stata appunto la proroga di un mese del loro contratto, ma sentiamo tutto da Tonino De Mana. Dopo una mattinata infuocata è arrivata una proroga che non risolve il problema, ma almeno evita un'altra emergenza rifiuti in pieno centro ed in piena estate. La vertenza GEMA, con 70 operatori ecologici in scadenza di contratto che dal 30 giugno sarebbero rimasti a spasso, ha vissuto un'altra giornata movimentata
con una cinquantina di lavoratori che si sono radunati sotto la sede dell'assessorato comunale all'ecologia. In questo palazzo di via Pulvirenti, presidiato dalla polizia, il neoassessore Salvo Tomarchio ha ricevuto i vertici della Gema, società che si occupa della raccolta nell'8 centro, i sindacati ed una delegazione di operatori. E poco dopo le 13 che arriva la decisione, proroga di un mese dei contratti in scadenza il 30 giugno e poi si vedrà. Ci hanno garantito che in questo mese, intanto da qui a fine luglio, il contratto verrà prorogato. Abbiamo chiarito che il ruolo dell'amministrazione è semplicemente quello di vigilare e assicurarsi che il contratto nella sua ordinarietà e anche nella sua straordinarietà, perché ci sono dei servizi extra di cui comunque la città necessita, vengano rispettati. Questo secondo noi a Naso significa che ci sarà bisogno di questi lavoratori, ma non sta a noi dirlo, sta all'organizzazione aziendale. Comunque sarà tenuta a rispettare quanto disposto dal capitolato e dagli ordini di servizio. Vertenza Gema ai supplementari e cauto ottimismo per i sindacati che volevano chiudere anzitempo la partita, sottolineando l'importanza dei 70 lavoratori senza i quali la Gema, a detta dei sindacati, non avrebbe potuto garantire l'importante servizio. Abbiamo detto che non basta, abbiamo spiegato perché questo servizio non funziona se questi lavoratori vengono staccati. L'assessore ovviamente si è insediato da pochi giorni e la cosa che ci ha detto è che non è che questo mese serve per dare un contentino, serve anche per capire a loro come funziona il servizio e quali sono le lacune, perché devono osservare e capire. Se ne riparlerà a fine luglio, ancora in piena estate, e si tornerà attorno allo stesso tavolo, con gli stessi protagonisti e con gli stessi problemi. Beh, indubbiamente Angelo è un assessorarato caldissimo, quello all'ecologia della città di Catania. Noi tra l'altro lo preannuncio, domani avremo proprio con noi l'assessore, il neoassessore Tomarchio, con il quale potremo affrontare in modo un po' più approfondito questa situazione per capire qual è il suo piano, diciamo così, per risolvere i problemi, gli annosi problemi della città in questo senso. Ma cominciamo proprio da qua, nella rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali. Allora, cominciamo dalla vertenza, la vertenza Gema, vedete il titolo che ha scelto la Sicilia nelle pagine interne intanto. Lavoreranno anche in luglio i 70 precari del consorzio Gema col contratto in scadenza proprio domani. L'azienda rassicura l'assessore Tomarchio, sono arrivate le garanzie, l'abbiamo sentito anche nel servizio che abbiamo appena mandato in onda, la posizione dell'amministrazione, ci siamo appena insediati, ora vogliamo capire come funziona il servizio con l'attuale organico e cercheremo ovviamente domani, come hai anticipato tu con l'assessore, di capire perché ancora la differenziata in città a Catania non riesce assolutamente a decollare in maniera diciamo perfetta. Allora adesso però cambiamo tema e andiamo a vedere le prime pagine. Come sempre cominciamo con la prima della Sicilia, il tema dell'agricoltura e della pesca in apertura, sono le vertenze che la Sicilia porta all'Europarlamento, agricoltura e pesca sotto l'attacco dell'Unione Europea, forti limiti alle culture e anche alle imbarcazioni. E poi la stangata, perché una mini stangata ma sempre c'è, le bollette della luce rincarano di nuovo nel prossimo trimestre, siamo in estate, adesso arriva il caldo, si accendono i consumatori e quindi i condizionatori e quindi i consumatori alla fine sono sempre quelli che vanno a pagare. Attenzione però, torniamo ai fatti anche regionali, quelli che interessano direttamente la nostra assemblea siciliana, deputati a dieta, stop all'aumento, riferimento al fatto che non ci sarà l'aumento dell'indennità, la maggioranza regge, passa la manovra bis che prevede anche di congelare gli aumenti all'inflazione per i 70 deputati e i comuni avranno il 15% degli incassi dei siti archeologici. In qualche modo è passata la linea Schifani, una mediazione rispetto alla posizione di Cateno De Luca che in questi giorni ha creato un po' di tensione anche all'interno della maggioranza. Vedete, come sempre c'è la fotonotizia che la Sicilia ha sulla sua prima pagina, divieto di morire, 3 anni e 4 mesi al presidente di Exit, ce ne siamo occupati ieri nel corso dei nostri telegiornali, istigò al suicidio una docente di Paternò, ribaltata in appello la sentenza assolutoria. E ancora altre notizie che arrivano dalla prima, un tema, quello della scuola e soprattutto del voto in condotta, che ormai
è diventato oggetto della discussione anche politica, voto in condotta, stop alle sospensioni mentre arrivano i lavori utili, quindi i ragazzi che verranno sorpresi a fare bulli o comunque comportamenti non in linea con quelli che si devono tenere a scuola andranno a fare i lavori socialmente utili. Poi si va verso il Consiglio europeo, un tema questo a carattere internazionale, il MES arriva domani in aula ma la Meloni conferma il rinvio. Questa è la prima pagina della Sicilia che al suo interno torna proprio sull'agricoltura e sulla pesca, attacchi dall'Unione Europea, corsa contro il tempo per reagire. La sessione plenaria dell'Europarlamento deciderà a metà luglio e anche a settembre. Come vedete il tema è anche quello della pesca a strascico. E poi c'è un rapporto di Cerved, Confindustria e anche Unicredit, c'è la rimonta delle piccole e medie imprese in Sicilia, ma il costo del denaro resta il più alto del paese. Sono temi strettamente economici questi, ci siamo già occupato dell'Ars che ha congelato gli scatti per i deputati, il centrodestra regge in aula dopo la verifica ed accelera sul collegato, la soddisfazione è di Falcone e anche del governatore Schifani, Galvagno orgoglioso del blitz sugli aumenti, impegno che è stato rispettato, e la soddisfazione a metà di De Luca che aveva sollevato il caso dei siti archeologici, è passata alla linea del governo e ai comuni comunque il 15% degli incassi di questi siti. Delle bollette ce ne siamo occupati in prima, ma ci torniamo perché da luglio a settembre aumenterà dello 0,4%, in un anno la crescita sarà del 7,3%. Questo significa come sempre un balzello nuovo per i consumatori che denunciano una stangata da 1.924 euro per una famiglia tipo, includendo la spesa anche per il gas, e non sono certamente delle buone notizie. Ce ne occuperemo fra non molto di San Berillo, fra poco vedremo, eccolo qui, la ferita non si rimargina ancora, ci torneremo proprio in studio, il Comune ha deciso di andare avanti con i piani urbani integrati. Fra poco capiremo e avremo qualche notizia in più, ma intanto, come abbiamo letto dalla prima pagina, l'eutanasia della docente di Paternò, Alessandra non doveva morire così, condannato in appello per istigazione al suicidio il presidente di Exit Italia, 3 anni e 4 mesi Emilio Covi per il suicidio assistito della professoressa Barbara Alessandra Giurato di Paternò, morta il 27 marzo del 2019 in Svizzera. E poi andiamo adesso alla prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica, perché c'è il caso sollevato è portato alla luce proprio da Repubblica. Durante il lockdown una trattativa Stato-mafia, tra virgolette trattativa, nel carcere Pagliarelli. Che cosa significa? L'indagine sul clan di Villaggio Santa Rosalia rivela l'intercessione dei boss con la direzione per allentare la restrizione dovuti al Covid. Questo è quello che emerge. Poi c'è invece un'altra emergenza, altri 3 detenuti in sciopero della fame nei penitenziari dell'isola. A Catania la protesta dei palestinesi sospettati di essere scafisti, ma senza possibilità di respingere le accuse. Poi fotonotizia, ho rifiutato lo stigma della famiglia, ma senza le istituzioni è stata dura. A parlare Giuseppe Cimarosa, che è il nipote dell'ex boss Matteo Messina Denaro, ex boss perché adesso è stato catturato, ex latitante. Questo sulla prima pagina di Repubblica Palermo. Poi andiamo ad approfondire invece la vicenda dei detenuti in sciopero della fame. Altri 3 in sciopero della fame, senza fine l'emergenza nelle carceri. I palestinesi sono 3, si trovano nel penitenziario di Catania perché sospettati di essere scafisti. Questa è la situazione, i detenuti protestano perché non sono messi in grado di respingere le accuse che sono mosse nei loro confronti. Cercheremo magari di capire questa diciamo, notizia in maniera più approfondita, magari in altre edizioni anche dei nostri telegiornali. L'inchiesta di ieri perché l'amministratore rubò i soldi dei boss, sequestro da 740.000 euro alle rete, sotto accuse Ruggero Rizzuto. Secondo i giudici sono spariti migliaia di euro confiscati a Salvatore Inzerillo e Rosario Gambino. Le somme erano custodite in 2 libretti per un totale di 621.000 euro. Il commercialista morto nel 2018 con quel denaro aveva realizzato una cantina e anche un
oleificio. Lasciamo anche le pagine interne di Repubblica Palermo, adesso andiamo sul Giornale di Sicilia. In prima pagina vedete c'è lo stop agli aumenti dei deputati all'ARS, abolisce l'adeguamento Istat da 890 euro al mese, scattato fra le polemiche a febbraio, stipendi bloccati per 4 anni, ma i soldi già percepiti restano comunque ai 70 parlamentari. Questo per quanto riguarda l'ARS. Poi la foto che mette insieme Salvini e la Meloni, Meloni contro la BCE e il MES, la sfida all'Unione Europea della Premier a Montecitorio, e poi ancora si parla dell'inchiesta del villaggio Santa Rosalia, anche qui chiamate e nomi in codice, gli affari di Sorrentino in cella. Per 800.000 euro, soldi tolti ai boss ma usati per scopi illeciti, c'è il sequestro, ne abbiamo già parlato, lunedì la riapertura dei giardini della Zisa, tema più leggero per quanto riguarda la città di Palermo. Poi una notizia che riguarda invece le infrastrutture in Sicilia, la ferrovia Palermo-Catania, max investimento di Terna, lavori per 28 milioni, avviate le procedure. Lasciamo anche il Giornale di Sicilia, siamo alla Gazzetta del Sud. Ieri in qualche modo si era parlato sempre di 3 mestieri, rischio incompiuto, Speranza affidata a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture, servono 43 milioni per completare il porto, ma l'opera si è impantanata, adesso bisogna rifare i conti. Ancora rifiuti e rete idrica, la svolta con i progetti del PNRR sempre legati alla città di Messina, perché la Gazzetta ha sempre diciamo la prima pagina, molte notizie della prima dedicate alla città di Messina. Bruttissima invece la notizia che arriva da Palermo, a 17 anni è stata uccisa, il corpo ritrovato in un carrello della spesa, è stato fermato un coetaneo che aveva messo il cadavere in un sacco e avrebbe provato a disfarsene, accoltellata a morte e lasciata poi vicina ad un cassonetto. Altra bruttissima vicenda come questa che vi raccontiamo e leggiamo nel Donetsk, una strage di civili, morte 2 gemelle 14enni, erano in una pizzeria, è arrivato un missile. Queste chiaramente sono le conseguenze della guerra. E ancora prima di fermarci, le ultime 2 notizie, il caso Rackete, insindacabili, giudizi espressi da Salvini, il Senato ha detto no all'autorizzazione a procedere, e una pillolina appena di sport, ma è un grande dramma per il nostro calcio che continua a non avere grandi successi, perché anche l'Under 21 in qualche modo ha tradito, una grande amarezza, decide la classifica ULSS fuori dall'europeo di categoria, ma con questa eliminazione paga la qualificazione alle prossime Olimpiadi, quindi non ci sarà l'Under 21 ai prossimi Giochi Olimpici. Allora, Angelo prende fiato e ritorniamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Tornati a Buongiorno Sicilia, andiamo adesso con lo sguardo consueto, le prime pagine dei quotidiani nazionali. Angelo Gagliano. Allora, abbiamo già, sto vedendo io e fra poco la vedranno anche gli amici a casa, la prima pagina del Corriere della Sera, tema politico, la Meloni attacca su MES e Banca Centrale Europea, ordine del giorno con il sì del governo contro Visibilia, scoppia il caso Santanchè, la Premier, la misura non è nell'interesse nazionale, si riferisce evidentemente al MES, critiche sul rialzo dei tassi, la Schlein mette in imbarazzo l'Italia, queste le parole del segretario del PD. Ma intanto, sempre in tema di politica, c'è stato un sondaggio tra gli italiani e secondo gli italiani i voti da Forza Italia a Fratelli d'Italia per il 30% proprio dei nostri connazionali. Poi si parla ancora di Berlusconi e il testamento, l'idea del patto per il riassetto di Fininvest. La guerra in Ucraina, ne abbiamo già accennato, i missili sulla pizzeria Julian, gemelle tra le 11 vittime, avevano 14 anni. Tra le tante storie di orrore e di morte, i social, i media, Kramatorsk
Kramatorsk mostrano i volti sorridenti delle due gemelle 14enni, sono tra le 11 vittime dei missili su una pizzeria. Poi ancora temi che arrivano dall'estero, in Svezia il Corano al rogo, la Turchia parla di vilipendio, Erdogan non può entrare nella NATO, si riferisce alla Svezia, ma intanto in Francia ci sono molte tensioni. Vediamo cosa è successo, un poliziotto ha sparato alla testa, un giovane muore, c'è una rivolta a Parigi, aveva 17 anni, era alla guida senza patente, all'alto dei poliziotti, forse ha avuto paura, un agente gli ha messo la pistola a un palmo dal finestrino, fermati o ti sparo in testa, un attimo e poi è successo praticamente l'irreparabile. La cronaca italiana ci riporta di nuovo a Roma, ragazza uccisa, sospetti su un coetaneo, ne abbiamo già accennato prima. Adesso siamo alla prima pagina della Repubblica, anche qui vedi stamattina i quotidiani sono tutti concentrati sul discorso fatto ieri dalla Meloni, le scintille in Parlamento. La Meloni ha processato, secondo Repubblica, l'Unione Europea, la Premier contesta il rialzo dei tassi, la cura della Banca Centrale peggiore dell'inflazione, i nostri interessi sono altri. Oggi nel vertice di Bruxelles dovrà affrontare l'irritazione dei partner che valutano di escluderci dal MES, la missione europeista di Panetta, che è il nuovo governatore della Banca d'Italia nell'Italia, che attacca proprio la Banca Centrale Europea. Poi c'è il caso, l'autogol della destra vota con la società, contro la società di Santanchè, la ministra in trincea, il nervosismo del Presidente. Abbiamo notizie, ancora le rivediamo, il conflitto in Ucraina, le due gemelle di 14 anni uccise dal missile mentre cenavano, e così Lukashenko aiuta Putin per salvare se stesso. Si tornano sempre ai temi chiaramente della guerra. Roma, la morte della 17enne, è stato fermato il fidanzato, Michelle, trucidata e lasciata in un carrello per la spesa. Queste sono poi due compleanni, quelli che vengono segnalati e ricordati dalla Repubblica sulla prima pagina. Vedete, Rossellina ha Quinto, l'arte di costruire con la carta, Giorgio Napolitano, quell'idea di patria nata dal riformismo. Lasciamo anche la prima pagina di Repubblica, adesso andiamo a leggere la Stampa, che ha sì l'apertura sul MES, sul tasso di interesse, quindi le polemiche legate al discorso della Meloni che accusa la BCE e che è irritata a sua volta con l'Italia, ma possiamo leggere i treni in tilt per i cantieri d'estate. La Stampa ormai da qualche giorno insiste sui collegamenti diciamo su linea ferrata. Dal 6 agosto l'alta velocità deviata sulla linea storica, dal 14 al 15 dimezzati i convogli, quindi insomma per chi viaggia non sarà un'estate facile. La pagina politica, con la maggioranza nel caos, sanzioni per Santanchè, il PD l'hanno scaricata, queste sono le parole. Poi l'intervista a Bonaccini a proposito della ricostruzione in Emilia Romagna, Figliuolo una scelta di partito, questo dice il presidente della Regione. E ancora la cronaca con la giovanissima 17enne che è stata uccisa a Roma e poi buttata nel carrello, è stato fermato un coetaneo, e le gemelle martiri, fotonotizia anche qui sulla prima della Stampa. Ucraina, Anna e Giulia, 14 anni, uccise mentre mangiavano la pizza. Davvero una notizia orribile quella che leggiamo questa mattina. E ancora, stavolta siamo sul Fatto Quotidiano, tutti bombardano la pace ma il Papa non si arrende. Il riferimento è alla missione del cardinale Zuppi, che si trova a Mosca per cercare evidentemente di trovare un punto di intesa, mentre c'è l'elemosiniere che porta viveri agli ucraini. Questa è la fotonotizia, la notizia più importante del giorno per il Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano adesso al Giornale, che è certamente più vicino al governo rispetto al quotidiano, proprio al Fatto Quotidiano.
la notizia in prima, Giorgia le canta all'Europa, riferimento sempre al discorso della Premier, alle Camere attacca la BCE, alzare i tassi è una cura dannosa, poi rinvia l'approvazione del MES, farlo ora non è interesse dell'Italia, frodi sul Covid, dice il sì del governo ed è un caso, il PD, Santanchè sfiduciata e ancora brucia il Corano, l'Islam si infiamma, il gesto di un emigrato iracheno autorizzato dal tribunale. Tutto questo accaduto in Svezia, una notizia che tutti i quotidiani stamattina hanno riportato. E poi la Corte dei Conti, la predica contro i condoni sulla prima del giornale. Leggiamo anche il titolo in prima di Avvenire, Afghanistan segreto, quindi un'apertura diversa rispetto a quanto abbiamo letto fino a questo momento. Il reportage di Avvenire tra le ragazze che riescono a studiare sotto il regime dei talebani, così non si spegne l'istruzione nella società in cui la violenza domestica è quasi una regola. Da Avvenire adesso a Libero. Vedete, Salvini sperona la Rackete, il Senato dà ragione al leghista, niente processo per averla chiamata zecca, e poi ancora schiaffi della Meloni a PD e Unione Europea, il dibattito in Parlamento in vista del summit europeo di oggi, il Premier contro gli alzi dei tassi della BCE e accusa la sinistra, il MES danneggia l'Italia. E poi ancora altre notizie, la rissa tra la Mussolini sull'utero in affitto, Alessandra Apre e Rachele l'attacca. Queste sono le notizie sulla prima di Libero. Altri giornali, vedete il Manifesto con la fotonotizia come sempre, eccolo qui il titolo, caduta tassi, la cura rischia di essere più dannosa della malattia, così il Parlamento, il Presidente del Consiglio Meloni che attacca il Presidente della BCE per i ritardi del PNRR, se la prende con Draghi e Gentiloni, sul MES rinvia la trattativa con l'Unione Europea, il gelo della Lega segnala che la strada è tutta in salita. Questo sul Manifesto. E ancora la prima pagina dell'Unità, gli impedì un incontro tra Putin e Berlusconi organizzato dal Vaticano, l'Ucraina clamoroso retroscena, quello che chi impedì insomma questo incontro. E poi vedete guerra, MES e nomine tra Almirante e Draghi, vedete la Premier che viene ripresa con questa foto in prima. La Meloni sfida l'Europa, si legge sul Tempo, vertice a Bruxelles, Premier al Consiglio europeo, difenderà la linea del governo, prima l'interesse nazionale, no alla ratifica del MES, stop al rialzo dei tassi e aiuti veri sui migranti, pacchetta poi Gentiloni sul PNRR. Lo ha detto per primo, poteva vigilare in passato. Leggiamo ancora, 16 coltellate buttata tra i rifiuti a Roma, bruttissima notizia che abbiamo già visto su altri quotidiani. A Taormina, la cucinotta ai giovani, il nostro cinema non è solo bellezza, è un titolo più leggero sicuramente rispetto a quelli che stiamo leggendo questa mattina sui quotidiani nazionali. Adesso c'è anche la Gazzetta del Mezzogiorno e Giorgia rinvia su MES e tasse, il governo scettico verso l'Europa, alla Camera sia al vaglio delle aziende di Santanchè. E poi ancora, l'abbiamo già letto, diretto Bari-Napoli in 4 ore, viaggio più lungo di prima. Insomma ci sono sempre davvero complicazioni. Zuppi è arrivato a Mosca, Putin non c'è, ma il Cremlino elogia l'iniziativa di pace del Vaticano. Abbiamo il tempo ancora per leggere qualche altro quotidiano. C'è l'Osservatore Romano che come sempre ha delle notizie diverse sulla sua prima pagina. Poveri ed emarginati, protagonisti nella storia della sanità. L'udienza generale di Piazza San Pietro, il pontefice parla di Santa Mary MacKillop e lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina. Con l'inganno nella rete della tratta, nelle Filippine più di 1000 persone vittime di attività informatiche criminali sono state liberate dalla polizia.
Siamo adesso anche alla nazione di Firenze. Meloni sfida l'Europa su tassi e MES, la Premier attacca, la Banca Centrale fa più danni dell'inflazione, discutere ora del meccanismo di stabilità non è nell'interesse dell'Italia, scrive ancora il giornale di Firenze. Uccisa a 17 anni, gettata nel carrello, Roma massacrata a coltellate, è stato fermato un coetaneo. Un'ultima prima pagina e siamo sulla Gazzetta dello Sport perché l'eliminazione dell'Italia, l'Under 21 brucia dall'Europeo di categoria, figuraccia azzurra, quello che scrive stamattina la Gazzetta. E poi Zaniolo, Juve ci sono, sempre tifato i bianconeri, giocare con loro mi farebbe piacere anche senza Champions. Insomma, ci sono i temi poi del mercato, tante altre notizie, ma ci fermiamo qui per il momento con le prime pagine. Più avanti faremo anche qualche approfondimento. Come sempre Angelo, tu sei sempre capace di leggere per noi tutti, insomma, delle notizie interessanti che troveremo tra poco. Adesso invece ci occupiamo delle previsioni del tempo, sempre molto interessante sapere che tempo farà domani. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì condizioni di variabilità al mattino sul nord-ovest, nella seconda parte del giorno invece tempo a tratti instabile con nuovi temporali a partire dai rilievi, altrove invece ampi spazi soleggiati. Sole protagonista infatti sulla Sicilia con qualche velatura in transito senza conseguenze. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature massime senza particolari variazioni con valori compresi tra i 29 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di venerdì condizioni di variabilità con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, sempre senza fenomeni associati, la ventilazione ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari prevalentemente calmi. Temperature massime ancora pressoché stazionarie o il lieve rialzo di qualche grado, con valori infatti che si aggireranno intorno ai 32-33 gradi nelle ore centrali della giornata. Ma per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Siamo tornati in studio e c'è il nostro primo ospite che saluto immediatamente, Pietro Ivan Maraviglia, Buongiorno. avvocato, ma ci tiene a dirlo, residente di una zona da una parte meravigliosa, dall'altra piena di problemi, Certo. ma a volte le cose meravigliose no? Lo sono anche perché sono un po' problematiche. Parliamo del quartiere di San Berillo oggi e lo facciamo con lei che rappresenta quella zona lo rappresenta in quanto residente di quella zona. Terrei a delle precisazioni che adesso... Certo, assolutamente, le faccia pure, ma di San Berillo parliamo. Certo. Intanto tengo a dire che ci qualifichiamo come Comitato Residenti di Corso Sicilia, Okay. che è ben altra cosa da San Berillo. Il quartiere San Berillo non esiste più. Il quartiere San Berillo è stato sventrato, distrutto prima durante la guerra, ha avuto delle demolizioni importanti e poi è stato sventrato negli anni 60 per creare la City della città, questo quartiere che doveva essere il centro direzionale della città. Sono rimasti dei ruderi che sono il 5% di quello che era il vecchio San Berillo, dei ruderi fatiscenti, pericolanti, in cui davvero ci sono condizioni di vita inimmaginabili. Allora, avvocato, mi perdoni perché nel frattempo stiamo vedendo delle fotografie, vorrei contestualizzarle perché ieri c'è stato un sopralluogo. Lei giustamente prima parlava di un quartiere sventrato perché è l'irrisolto San Berillo, no? Possiamo dire sempre così. Sì, l'irrisolta demolizione definitiva di San Berillo. Allora, ieri c'è stato un sopralluogo a cui naturalmente lei ha partecipato. C'erano dei responsabili del comitato. Sì. Questo sopralluogo che finalità ha avuto? Questo sopralluogo ha avuto la finalità di dimostrare ai soggetti interessati, quindi il comitato di residenti di Corso Sicilia, che va da Piazza Assesicolo fino alla stazione e raggruppa circa 4.000 persone, e soggetti delle associazioni che invece si oppongono al risanamento di quell'area, o quantomeno lo vogliono finalizzare a determinate attività lavorative che io metto tra virgolette, che insistono là dentro. Dicevo, questi ruderi occupati sono occupati da quelle che vengono chiamate da queste associazioni le lavoratrici o i lavoratori del sesso, dagli spacciatori dei clan ghanesi e da
ha una comunità allogena dedicata allo smerciamento di materiale contraffatto. Ecco, è diventato questo piccolo quadrilatero, che investe poche migliaia di metri quadri, è diventato uno dei punti dolenti in termini di decoro urbano, di sicurezza pubblica, di igiene della città. Lo potete vedere, guardate, qua c'è una pecora appesa secondo una tradizione islamica. Ieri c'era una festa islamica, però quando noi ci rechiamo in un paese straniero rispettiamo le regole di quel paese straniero. Mi chiedo se sia decoroso che in una pubblica via ci sia il sangue gocciolante di un animale. Allora, in sintesi, no al recupero, diciamo così, oppure all'abbattimento e alla ricostruzione ex novo? Cioè i ruderi di cui parla lei vanno recuperati e poi rimessi a disposizione della collettività? Ma guardate, ci sono dei progetti del PNR che sono stati appunto illustrati ieri dal vice sindaco La Greca. Io non sono stato per nulla tenero nei confronti della precedente amministrazione. Devo dire che questa mi sembra invece essere partita col piede giusto. Ci sono dei progetti molto seri di riqualificazione che devono essere implementati e portati avanti. Quindi la nostra posizione ieri è stata proprio quella di dare sostegno all'amministrazione, perché i veri portatori di interessi su quel luogo siamo noi residenti, noi che paghiamo le tasse, noi che abbiamo un certificato elettorale in tasca e che siamo andati a votare e ci siamo espressi su un programma politico. Ora chiediamo che non vengano sconvolte le regole del gioco democratico. Ecco, Avvocato, io però le chiedo una cosa. Indubbiamente esistono dei progetti che sono legati al finanziamento del PNRR. Ricordiamo che solo la città di Catania usufruisce di qualcosa come 74 milioni per il risanamento. E non possiamo permettere che vadano persi. Assolutamente, non possono essere sprecati, e ci sono chiaramente degli investimenti su San Berillo, come su Ognina, come su Librino. Come sul Librino. Ma è anche vero, lei parlava delle associazioni, no? È come se ci fosse un po' una dicotomia tra chi vuole risanare e chi non vuole risanare. È veramente così, Avvocato? Voglio dire, quella è una zona nella quale insiste comunque una varia umanità. Della parola integrazione di cui parlano le associazioni, cosa ne facciamo? Come la dobbiamo gestire? Sì, guardi, il problema dell'integrazione, intanto l'integrazione significa, come abbiamo visto, adeguamento a dei costumi sociali. Quindi certo. Noi abbiamo delle regole di vita, delle regole di decoro, delle regole di educazione che teniamo che siano e che vengano rispettate da chi viene in questa città. Il problema, dicevo, è di natura anche politica, nel senso che chi ha deciso che quel quadrilatero dovesse diventare il luogo dell'immigrazione catanese? Perché quello? Ripeto, ci sono state delle delibere politiche di consiglio comunale da 60 anni ad oggi che hanno detto, e i consiglieri comunali erano espressione di un voto popolare cittadino, che hanno detto che quella città è il centro direzionale. C'è una borghesia strutturata, una piccola borghesia fatta di quadri, di impiegati che hanno investito per acquistare degli appartamenti. Abbiamo comprato al valore di immobili di Corsa Italia che oggi valgono quanto quelli di Librino. Cioè, sì, Avvocato, però quello che sta dicendo lei, questo degrado, fra virgolette, diciamo così, più che degrado, però lentamente si sta spostando, cioè invade adesso non solo quello che è il cuore storico proprio dell'ex San Berillo, ma anche Corso Sicilia e le vie adiacenti. Cioè, diciamo che quello che era il salotto, la City, il centro commerciale proprio della finanza della città, adesso non è più in mano a quello che agli imprenditori, a chi ha investito. Là in Corso Sicilia sono tutte le sedi centrali delle banche, però in realtà poi ad una certa ora diventa quasi terra di nessuno quasi, no? Ma guardi, i comitati dei residenti nascono, e negli ultimi anni ne sono nati tantissimi nella città, quando l'amministrazione pubblica non fa il suo dovere. Cioè non ha un comitato dei residenti. È solo un problema dell'amministrazione pubblica? Chiaramente sì.
perché quando la polizia municipale non funziona, quando non viene messa una sanzione, faccio un esempio praticissimo. Con le nostre battaglie siamo riusciti a far istituire su via Luigi Rizzo e su via Di Prima la zona ZTL dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Questo perché? Perché l'abbiamo voluta? Perché essendo là proprio su via Di Prima, essendoci la prostituzione su strada in maniera proprio metro per metro c'è una prostituta, essendoci lo spaccio di sostanze stupefacenti la notte, cosa fanno gli avventori delle une e degli altri? Con le macchine vengono su via Luigi Sturzo, su via girano su via Di Prima, caricano la prostituta e se la vengono a portare in una delle zone, in una delle viuzze del quartiere. Lo stesso per lo spaccio. È evidente che se noi mettiamo la zona ZTL come avevamo chiesto, tutto questo meccanismo non funziona più. Ebbene, quante multe ha fatto la polizia municipale in questi 4 anni in cui è stata istituita la zona ZTL? Zero. Ma è attiva? Zero. È attiva? Cioè, che significato ha mettere i cartelli e non implementarla? Allora c'è una mancanza di volontà politica. Una delle prime richieste che sono state messe telecamere dappertutto. No, ma c'è un problema di numeri della polizia municipale. C'è un numero questa è la giustificazione che per poter sento. controllare il territorio. Guardi, ne avessi visto una avrei apprezzato la buona volontà. Quindi in 4 anni non è mai stato fatto un servizio finalizzato a questo. Quindi lei richiama l'attenzione richiama alla su legalità. più fronti. La legalità, la riqualificazione, ma io le chiedo, questi interventi che verranno fatti, e noi ce lo auguriamo anche perché ricordiamo che i progetti definitivi dovranno essere presentati entro settembre, e di questi progetti definitivi, in questi progetti definitivi credo che debbano avere un ruolo anche i consigli dei residenti, è così? Cioè siete stati coinvolti? Sì, o noi no? siamo stati coinvolti, devo dire, siccome il comitato dei residenti fa un intervento adesivo, sposa tutto, sposa il 100%, ha poco da dire in più, ha da replicare a chi si oppone a questi progetti. Parlandoci di chimere sociali, appunto di un concetto di inclusione che anch'io posso condividere, ma è molto lontano dalla mia interpretazione del concetto di inclusione. Una cosa è il multiculturalismo, in cui ognuno fa quello che vuole, altra cosa è il pluriculturalismo, in cui sensibilità diverse vengono rispettate, ma partendo da un presupposto che c'è una cultura primigenia, originaria, che è quella nostra. Giustissimo. Però mi sa che forse dovremmo pensare, che dice avvocato, che una cosa non debba escludere necessariamente l'altra. No, ci si può venire, no, ma ci si può anche venire incontro, no? Ma non è, scusi, venire incontro su cosa? Che deve continuare la prostituzione all'interno di San Berillo? Attenzione, noi non parliamo di legalità, attenzione, parliamo di legalità. Mi scusi, queste associazioni parlano, dobbiamo tutelare i diritti delle sex workers. Cosa vuol dire secondo lei? Cioè, è integrabile con la nostra proposta? Legalità e decoro sono una cosa, tentativo di integrazione attraverso il lavoro, un lavoro regolare è una cosa diversa. Esistono anche delle associazioni che hanno tentato di mettere dentro delle attività, no? Anche di artigianato, anche delle attività particolari. Dico, è un tentativo, è una goccia nel mare. Ripeto, se per 60 anni se è stata approvata, cioè la politica urbanistica del comune è andata in una direzione, quello è il centro direzionale della città. Può un'associazione che è rappresentativa solo di se stesso, queste associazioni sono formate da 5 persone che sono sempre gli stessi. Uno fa il presidente in uno, il vicepresidente lo fa un altro, il tesoriere un altro. L'altra associazione, il tesoriere diventa presidente, il vicepresidente diventa tesoriere, a girare. Sono 5 persone che bloccano la volontà popolare di una città. Cioè, ripeto, abbiamo deciso che quello è il centro direzionale. Vi siete confrontati su questo argomento con il sindaco, giusto? Evidentemente sì, cioè, il confronto è: abbiamo letto i progetti, li sosteniamo, vogliamo che vengano portati. Va bene, insomma, per voi i progetti sono un obiettivo da perseguire. Rispetto alle chiacchiere, alle fantasie chimeriche di inclusioni, di mediazioni, di sex workers, noi siamo estremamente contrari e diamo il pieno sostegno. Noi staremo col fiato sul collo dell'amministrazione, perché quello che ci preoccupa, cioè, non è solo la progettazione, è la realizzazione. Certo.
abbiamo visto quello che con l'amministrazione Pogliese è successo sul bando di di Piazza della Repubblica, del parco parcheggio. Doveva venire un parco bellissimo che è stato, il bando era scritto con i piedi, è stato bocciato dal TAR, abbiamo perso 5 anni di tempo. Ora questo progetto viene rimesso nel PNR. Adesso, il PNRR va fatto entro un determinato e quindi non possiamo rischiare che i bandi vengano scritti male. Vorrei sperare che l'amministrazione si sia nel frattempo dotata di quelle competenze anche di natura tecnico-giuridica. Non è un problema soltanto, diciamo, di Catania questo. Per approntare, cioè, abbiamo questo problema nazionale che non tutti gli uffici, cioè gli enti locali sono attrezzati proprio sotto il profilo tecnico-giuridico per la redazione dei... Una cosa è lo studio, il progetto affidato allo studio di progettazione efficiente, altra cosa è Avvocato, che cosa si andrebbe a realizzare all'interno di questo piano? Vogliamo elencare i punti che sono dentro i progetti già Guardate, io impostati? parto proprio dal parco di Piazza della Repubblica. Dovrebbe essere la terza area verde della città dopo Villa Bellini e il Tondo Gioieni. Quindi ci sarebbe un parco che partirebbe dal via Luigi Rizzo angolo via Luigi Sturzo e finirebbe addirittura in via Ventimiglia angolo via Maddem. Quindi insomma un'area un'area davvero vasta, dove se si dovesse mantenere quella situazione di San Berillo, un parco del genere sarebbe invivibile e pericolosissimo la notte. Quindi c'è un'emergenza sociale che va affrontata. All'interno di questo parco un parcheggio sotterraneo per drenare appunto l'esigenza di parcare le autovetture, anche in considerazione che pare permanga nella volontà dell'amministrazione la fiera nei limiti che ci sono adesso. Dovrebbe essere abbattuta la Palestra Lupo per fare un altro parcheggio sotterraneo. Corso Sicilia diventerebbe anche davvero, avrebbe uno stravolgimento, ci sarebbe un restringimento delle carreggiate con una diversa viabilità, ma avrebbe delle piste ciclabili all'interno, un verde pubblico molto più attrezzato ed è importantissimo anche ai fini climatici, perché noi abbiamo l'asfalto di Corso Sicilia che tocca punte di calore nell'estate incredibili, quindi non c'è un albero. Adesso questo progetto prevede, soprattutto per San Berillo, una piazza al suo interno, la demolizione degli edifici pericolanti, che credo che dovrebbe essere una cosa così naturale, demolire ciò che è in pericolo. Cioè, siamo nella fantascienza quando ci si oppone alla civiltà. Ci si può opporre alla civiltà? Allora, intanto io le dico che sicuramente se ci sono delle scadenze e se c'è già chiaramente un accordo, no, di massima su tutto quello che si dovrà fare per questa zona, anche con l'ausilio dei residenti, io credo che questa già è una vera speranza, perché non possiamo perdere questo treno che passa. Poi cercheremo di capire che cosa serve anche per mantenerle queste cose, come diceva lei. Quindi il controllo, l'attenzione, che peraltro l'amministrazione comunale mi sembra abbia messo come base di partenza. Col piede giusto. Esatto. Quindi, diciamo che tutto questo non avverrà in tempi brevissimi. Cioè, serve non solo la progettazione, poi la realizzazione. Immaginiamo che passeranno degli anni, ma l'importante, forse anche decenni probabilmente, però alla fine l'importante è il risultato. Sì. Questo è quello che va sottolineato e evidenziato. Allora io le chiedo un'ultima cosa e poi la congedo. Avvocato, ieri questo sopralluogo con il vice sindaco, c'era anche l'ingegnere capo Bisignani, c'eravate voi, c'erano anche le altre associazioni, come dicevo. Ognuno ha espresso delle istanze, immagino che il buonsenso e il giudizio corretto e positivo per la città debba prevalere, quindi ci auguriamo sia così. Se ci sono
esigenze diverse di tutela, di esigenze sociali, possono essere spalmate sull'intera città. Esatto. Cioè quel quadrilatero, per chi l'ha deciso che quel quadrilatero deve essere destinatario di tutte le problematiche lo stato di abbandono ha fatto la sua, mettiamola così, no? Lo stato di abbandono ci sono ha fatto delle la sua evidenti parte. responsabilità Esatto. politiche. Ma non è soltanto quello, non è soltanto quel quadrilatero dove ci sono delle sofferenze, diciamo, Non quello così concentrate. probabilmente quello è evidenziato di più perché sta proprio nel cuore della City. Dobbiamo chiudere, noi la ringraziamo Io ringrazio moltissimo voi e anche per la sua dell'ospitalità. attività, devo dire, sempre fervente, Avvocato Maravigna. Grazie per essere stato ancora una Grazie. volta con noi. Noi a questo punto ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con un altro ospite. A Buongiorno Sicilia si volta pagina, Angelo, e si volta alla grandissima, si volta con la musica e molto spesso noi ci dilunghiamo a raccontare gli artisti, a dire chi sono, dire cosa rappresentano, ma meglio di qualsiasi cosa per definire, per conoscere un artista è sentirlo all'opera. Sentite qua. Quanto lontano sono, quanto rimasto da solo, quanti incubi ho smesso di fare, parecchio sangue da diluire, entrare sempre, sempre alla stessa festa a stento e non basta. In zone marginali, sopravvissute comunque, mi ricordo che potrei abbracciare, ma dicono di disinfettare, che bisogna sfregarsele bene, le mani e a lungo. Pensare a ripetizione che non vorrei essere io, che vorrei essere un altro con un karma migliore. Pensare a ripetizione che c'è sempre un male minore, che non mi merito il mio sfortunato dolore, dolore. Lei è Airam, buongiorno. Buongiorno. Airam, ben Buongiorno, trovata, catanesese. Sì, catanesissima. Catanesissima. con Fiera, quest- fiera di esserlo, tra il mare e la montagna. E questa città controversa, l'abbiamo sentito prima con il nostro ospite Angelo, è una città di grande capacità ispirativa. È stata così Esatto, anche, sì. Anche per te? Sì, anche per me, perché del resto comunque è un territorio appunto che ha tante difficoltà ma anche tantissime bellezze. Airam catanese, scrive, Sì. innamorata della musica da quando era piccina, in Esatto. particolare di un pianoforte. Sì, vero. Com'è vero. andata questo rapporto immediato? Dico sempre che i musicisti, quelli veri, no? Sono precoci nel loro approccio con gli strumenti, È con la vero. musica. È capitato Sì, a te? perché è un'inclinazione appunto che hai dentro, per cui allora è stato praticamente il pianoforte di una mia zia Amalia, la sorella di mio padre, e appena io appunto entravo a casa sua c'era questo pianoforte ed io ero rapita da questo pianoforte in maniera veramente inscindibile, non riusciva a stare lontano, e da lì mi sono resa conto appunto di quanto è importante la musica per me. Tanto importante da farti arrivare a un percorso che ti ha portato per esempio fino all'Etna, che è la rappresentazione di un luogo sicuramente dove un sogno può essere coltivato, no? A dispetto della quasi desertificazione. Esatto, era questo il contrasto che con il regista Andrea Tomaselli, che è anche mio fratello, volevamo proprio appunto mettere in luce questa l'aridità
però nello stesso tempo la possibilità, anche perché chiunque di noi va sull'Etna si rende conto di quei rametti verdi che alla fine riescono comunque nella lava e nelle rocce appunto a crescere. Il classico fiore nel deserto, insomma. Esatto, no? il classico fiore nel deserto è semplicemente una speranza e proprio risiede proprio in quel noi, una parola sola, sia nel noi appunto nel senso di io, quindi il me individuale, ma soprattutto appunto quello collettivo, quello di gruppo, perché credo che alla fine nessuna rivoluzione si può comunque costruire da soli. Roberta sottolineava come questa terra, la Sicilia, da una parte l'Etna, siamo a Catania, Sì. ma dall'altra c'è il mare, ma Esatto. c'è tanto altro, Sì. sia diciamo, motivo di ispirazione. Ma questa terra ha dato i natali a tantissimi artisti, tanti davvero. Verissimo, sì. C'è qualcuno del passato che da piccolina in qualche modo ti ha spinto? A parte il pianoforte della zia che ti attirava fortemente, ma c'è qualcosa nella nostra terra, nella nostra cultura, Certo, un sicuramente, musicista che ti ha esatto, portato? Sì. Allora, nella nostra terra sicuramente Franco Battiato è stato appunto un maestro per me. Io ho iniziato ad ascoltare appunto i suoi album e mi sono effettivamente innamorata di quel modo di comunicare, un modo dove comunicare appunto proprio l'anima. Quindi capire quel cantautorato che è appunto alla fine è quello che a me ispira soprattutto, no? Dire delle cose, esprimere appunto delle idee che però possono essere utili a tutti. Franco Battiato appunto è maestro in questo e poi appunto sono anche innamoratissima di De André, ovviamente come diciamo insomma, molti. è simbolo di una sensibilità verso un cantautorato che è difficile da ritrovare, diciamo Sì, le cose come stanno, oggi è un insomma, po' difficile. non è un'epoca facile da quel punto È vero, di vista. è vero. Allora, tu hai aperto questo intervento a Buongiorno Sicilia con Zone Marginali, primo singolo, questa è una canzone che poi è anche titolo del lavoro Esatto. che è in uscita. Sì, perché è proprio il padre. Zone Marginali racconta, quindi tutto l'album in realtà, poi racconta proprio uno spostamento, un movimento che dal centro va verso queste zone che stanno appunto ai margini, perché il centro, come diciamo prima, c'è tanta bellezza ma anche no. E quindi c'è un sistema, non solo comunque in Sicilia a mio avviso, un sistema purtroppo non facile, che a volte proprio porta un senso claustrofobico, a volte si stenta a respirare. Nel centro c'è purtroppo tanta omologazione, disidentificazione, anche a livello sia sociale che politico, manca quell'educazione all'identità, un'identità appunto, ripeto, sia individuale che poi collettiva. E quindi si auspica all'interno dell'album, ho pensato appunto a questo movimento verso queste zone marginali, dove invece che questa volta quindi marginale non ha una connotazione negativa, ma molto positiva, perché è un'area, quindi una zona dove forse è possibile far diciamo costruire ecco, una nuova umanità. Ma c'è, Roberta, fare questo tipo di musica oggi è assai complicato, perché oggi la musica va in una direzione. Si preferisce l'elettronica, si preferisce un campionatore, si preferisce il rap, sono tutte frasi che si ripetono, basta trovare una rima. Le barre, ci sono le barre. Sì, cioè, sì, voglio dire, è vero, questo è oggi vero. fare la musica così ricercata, c'è un testo, c'è una musica attorno, è complicato magari poi trovare spazio. Le zone marginali. No, non zone marginali, nel senso, però voglio dire, è come un tornare all'origine della musica. Sì, è vero, è questo, sicuramente è questo. Io però volevo dire a proposito, ecco, parlando della realtà, di quello che ci circonda anche, che ultimamente appunto abbiamo visto questi artisti che si stanno definendo molto come Madame, come Blanco, che io comunque stimo, ma che appunto soprattutto nell'ultimo album di Madame ritrovo appunto un De André, ritrovo anche quel cantautorato, quindi ecco, questa è una bella speranza, a proposito di semplicemente una speranza, che comunque anche nei giovani si riesca a creare una zona appunto dove loro comunque proprio per necessità esprimono quello che appunto, quelle che sono le loro idee, a modo
modo loro, però comunque lontani dalla superficialità che alla fine non fa mai bene a nessuno. No, ma assolutamente, insomma è un nuovo modo espressivo è un nuovo che modo merita espressivo. grande rispetto Esatto, e noi li ho grande, citati proprio perché veramente sono molto bravi. grande considerazione. Sì, sì. Senti, tu sei prodotta artisticamente da un grandissimo musicista che è Edoardo Musumeci, Esatto. che saluto se ci sta seguendo, è davvero uno di quei talenti veri della nostra terra. Il rapporto con un produttore artistico di questo livello credo sia stata una crescita ulteriore. Assolutamente, diciamo che veramente, come dicevate anche voi, ovviamente non è facile abbracciare una produzione di questo tipo, però Edoardo con la sua appunto umanità e sensibilità mi ha dato questa opportunità. Allora Angelo, vogliamo approfittare dell'artista? Lo possiamo fare? Anche se devo dire, prima pensavo, quando abbiamo sentito è difficile alzarsi al mattino e già pensare, cantare, insomma. No, le corde vocali da questo pensato. punto di vista ne risentono. Sì, ma lei mi sembra, vero. no? Però devo dire, È non vero. ha accusato assolutamente... No, un po' sì, perché mi alzo con una voce da orco in realtà, però No, noi non effettivamente ce è ne bello siamo poterlo accorti fare. di questo fatto dell'orco. Che cosa ci racconti adesso? Musicalmente? Allora, adesso vi racconto l'illusione, forse ho visto prima il passaggio anche. Quest'illusione che appunto racconta una storia, è una canzone dolce amara, racconta una storia complessa dove l'amore può esserci e può non esserci, perché appunto in questo passaggio dal centro alle zone marginali c'è come una sorta di attraversata e quindi sicuramente con tutte le sue difficoltà, no? Che a volte quando abbiamo questa situazione appunto, cioè non è facile, non è sempre facile, e quindi l'illusione è un po' questo inganno che a volte può esserci, però alle volte può essere anche una verità. Sentiamo, Airam. Se mi inganni nei discorsi che fai, se mi inganni nei baci che mi dai, se mi inganni, allora perché le tue carezze come stelle cadono su me? Non c'è niente che sappia destare il mio interesse. Attimi così particolari, non c'è niente che mi fa viaggiare così intensamente. Non c'è parola per descrivere un'altra scusa da difendere. Se non ti svegli adesso non capirai, nessun inganno può salvarti. Gli inganni non salvano, gli inganni non salvano. Non salvano mai. Assolutamente mai, perché Triste. poi le cose vere arrivano a galla, salgono a galla. Esatto. Allora, Angelo, c'è La pelle le quest'ultimo... sente. Lo vedevo pronto, Gagliano. No. Stavo andando avanti. Lui va avanti perché nel frattempo lui è l'uomo delle nostre, è il nostro uomo Certo. informazione, Programmatore. rassegna stampa e quindi stava già Stavo preparando preparando pensare delle a tante cose, cose. mi stavo cercando. Capisco. No, però a proposito di inganno, no, perché l'inganno è traditore, abbiamo detto, sì, no? molto. Perché magari uno si immagina, sai, questa cosa sta andando in questo modo, ma in realtà È un'altra cosa. non sì. è un'apparenza e non è la Una verità, non è la realtà. Sì, e fa quindi male. quanto bisogna, non dico fare attenzione, però come si fa a distinguere la realtà dall'inganno? Ecco, questo è il concetto che... Hai capito? Sì, è una bella domanda. No, perché l'ispirazione mi viene da quello che guardo io poi sui giornali, perché ho tante pagine aperte, però su tutt'altro genere, attenzione, non Sì. di musica. Allora, io credo che nel rapporto con l'altro sicuramente la pelle, appunto come stavo dicendo prima, capisce tantissimo. Lo sguardo, gli occhi riescono a trovare se c'è una verità, perché si sente. Poi la canzone parla anche comunque, è una sorta anche di monologo con la propria anima, no? E quindi anche quello di guardarsi allo specchio, come appunto con mio fratello appunto abbiamo sviluppato nel video, guardarsi allo specchio per vedere bene davvero
quello che si è e non essere ingannati, altrimenti effettivamente la vita che si vive non sarebbe quella che si dovrebbe vivere. Allora Iram, chiudiamo proprio con l'ultimo singolo, che è appunto un singolo che abbiamo visto, peraltro anche c'è già la realizzazione di questo video, tu sull'Etna, e poi leggo tra le righe, magari sbaglio, insomma anche un po' un desiderio di inclusione, no? Perché questa è la faccia del clown, il bambino, c'è un po' di tutto, no? In questa... è la comunità di cui parlavo anche prima. Esatto, no? Questa varia umanità. Tante generazioni che stanno appunto, sono insieme, quindi il passato per il presente e il presente per il futuro. E quindi una speranza che non si deve perdere. Esatto. Abbiamo il video, ma abbiamo te, ed è giusto che tu ci racconti ancora una parte di questa canzone. Questo spazio, ok, grazie. Come abbiamo fatto a venire fin qui? Quanta strada abbiamo percorso, come la neve che scende e si posa a guarire ferite. Come abbiamo fatto a trovare luce invisibile agli occhi, a inseguire la luna sul mare, disegnandoci i nostri sorrisi. Non dire mai che non è abbastanza, non dire mai che non è come vuoi tu, semplicemente una speranza meravigliosa. È stato un dono averti con noi oggi, bellissima voce, bellissime canzoni da riascoltare, no? Di quelle canzoni da risentire e da apprezzare passo dopo passo. Sarà un'estate di live per te? Allora, di preparazione soprattutto spero, mi auguro, dello showcase che si terrà a settembre-ottobre per la presentazione appunto dell'album che uscirà proprio in quei mesi. Bene, allora in bocca al lupo per questo appuntamento. Grazie ad Iram. Noi Angelo adesso ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra pochissimo, sempre qui a Buongiorno Sicilia. Riprendiamo a Buongiorno Sicilia proprio con un'ultima ora all'informazione. Sono 696 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa, 14 con un minimo di 27 persone, un massimo di 133 i barchini che sono stati soccorsi nelle acque antistanti l'isola o in area SAR. Ieri sull'isola con 26 diverse carrette del mare erano giunti 1292 migranti. All'hotspot di Contrada Imbriacola, nonostante i continui trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento, pensate che questa mattina c'erano 2069 ospiti. Angelo, credo che sia un numero quasi record rispetto a quelli che sono stati i numeri che abbiamo raccontato. 183 migranti saranno scortati dalla polizia sul traghetto Cossidra che farà rotta per Porto Empedocle. Per la serata con la motonave di Linea Galaxy lasceranno Lampedusa altre 200 persone, ma mi sembra davvero irrisorio. Allora, andiamo all'informazione, andiamo ancora alle curiosità, alle notizie sui giornali. Allora, un po' più seriosa questa notizia perché riguarda quanto accaduto in Russia qualche giorno fa. Ci sono i primi provvedimenti. Il generale Sulovkin sapeva, la domanda è questa, e intanto è stato arrestato. Voci sul fermo anche di un altro ufficiale. Prigozhin voleva Shoigu e Gerasimov praticamente perché voleva in qualche modo bloccare i vertici della
delle forze armate russe in questo senso. Poi ancora altre notizie, ne abbiamo già accennato, però vale la pena approfondire, perché è stato bruciato davanti alla moschea il Corano, il rogo del Corano, cellula della Turchia, il gesto di un cittadino iracheno a Stoccolma in una manifestazione anti-islamica. Ankara potrebbe riproporre il veto all'ingresso della NATO proprio della Svezia. Questa è diciamo una delle altre notizie che vengono riprese stamattina sui quotidiani, che poi insistono parecchio oggi su quanto avvenuto a Roma. Ad esempio, siamo qui sul Corriere della Sera. Uccisa a coltellata a 17 anni, è stato fermato un coetaneo, il corpo trovato in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto. Ne parla anche la Stampa, il cadavere di una 17enne in un carrello, orrore a Roma, sospetti su un coetaneo, scrive anche la Stampa, ma la notizia viene ripresa anche da Repubblica per dire che un po' tutti i quotidiani oggi insistono proprio su fatto di cronaca terribile. 17 anni, uccisa a coltellate, il fidanzato lascia il corpo vicino ad un cassonetto. E poi ci sono le reazioni anche del quartiere, i compagni di liceo, una ragazza cresciuta in un contesto difficile. Questa la notizia. Altre notizie che possiamo avere dai quotidiani di oggi. Intanto torniamo sul voto in condotta, si cambia sia ai lavori utili a scuola, ma stop alle sospensioni. La polemica della UIL, sbagliato far diventare le aule un luogo di pena. E poi una curiosità, perché vedete Ilona Staller ha fatto arrestare il figlio, minacce con il taser per avere soldi, divieto di dimora per il figlio di Ilona Staller. Come dire, insomma, i problemi non mancano da nessuna parte. Roberto. Allora, vogliamo continuare oppure vado io con una notizia dell'ultima ora che riguarda una... Magari continua con una notizia dell'ultima ora, poi torniamo sui quotidiani, perché c'è qualche altra cosa più curiosa, più diciamo sfiziosa. E allora sì, quando si leggerà la cosa sfiziosa saremo in collegamento con Marco Amato, ne allora sono assolutamente sicura. 30 ettari di terreno coltivati a grano sono andati in fumo, non uno dei tanti incendi che si registrano in questo periodo dell'anno, ma il rogo, attenzione, l'ennesimo che colpisce la cooperativa agricola delle colture della Rosario Livatino Libera Terra di Naro, nell'Agrigentino. Coltivazioni fatte in contrada Gibbesi su un fondo confiscato alla mafia nel 1992 dal Tribunale di Agrigento e assegnato alla Rosario Livatino Libera Terra nel 2015. Ecco, insomma, davvero una notizia che non ci piace per niente, approfondiremo certamente nei nostri telegiornali. Adesso il sorriso con una pagina molto divertente di Insieme Show. Eccola. Grazie, non esagerate che poi si capisce che siete tutti parenti miei. Volevo fare subito una domanda: a quanti di voi si sentono allafannati per alzata di mano? Per chi non lo sapesse, allafannato significa ingordo, vorace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma ora solo 7 arancine. Stavamo... Volete sapere? Il fatto è che noi non diciamo di essere allafannati perché noi pensiamo che questo sia volgare e non lo diciamo, ma attenzione, perché se noi scaviamo dentro la lingua siciliana scopriamo veramente la verità. Da dove nasce il termine allafannato? Nell'831 gli arabi arrivano a Palermo e questi arabi, essendo musulmani, cosa fanno? Nel periodo del Ramadan non mangiano se prima non tramonta il sole. Quando tramonta il sole questi vanno a mangiare, ma hanno fatto già 10 ore di lavoro e c'hanno appetito e cominciano a mangiare, e siccome sono musulmani inneggiano il loro Dio: Allah Ishallah, Allah Manciacca, Allah Bigadda, Allah Manciacca, Allah Ishadda. Il palermitano lo guarda e fa: lei che Allah fannato. E da qua, è proprio da qua, è da qua che nasce questo termine. Per questo noi ne dobbiamo andare orgogliosi, perché il siciliano, se lo incontri la mattina, la prima cosa che ti dice non è ciao, siete al bar e ti dice cuci che ti offro. Noi, se qualcuno si incavola, diciamo ti mancio vivo. Se ti prende una soddisfazione dici mi mangiavo una fetta di carne. E se vedi due che non ti piacciono non dici guarda chi c'è, il gatto e la volpe. No, noi diciamo guarda chi c'è, occhio fotuso e pareggia sponnata. Perché per noi il cibo è cultura.
Quando è che tu incontri un allafannato e capisci veramente che attorno a te ci sono solo allafannati? Al matrimonio tu vedi che la gente arriva in sala, moggia, c'è caldo, gli uomini sono elegantissimi con la giacca, la cravatta, le donne che hanno i tacchi tutte quante, Uzio Tanino arriva chi stampelle, sua moglie che lo accompagna e questi sono tutti calmi e tranquilli fino a quando non si sente: signori benvenuti, sono appena arrivati gli sposi, per cui da questo momento possiamo accedere al buffet. E capaiti i combattimenti. I mascoli si levano la cravatta e si attaccano a te por Rambo. Le donne si levano le scarpe con i tacchi per andare più veloci. Uzio Tanino tira il zampellente all'aria, sua moglie ne piglia una e comincia a cafoddare. C'è qualcuno che cade per terra che se ne ammazzata che manciucchio, sai. Arrivano lì e cominciano a mangiare e anche i più eleganti diventano degli animali. E l'allafannato doc, quello veramente bravo, è quello che si era già messo in posizione ed esce dalla folla con un piatto capare nuce piatta. Che tu lo guardi come a dire: cuci ma ta mangi tutta questa roba. E lui ti guarda come a dire: ma te che te ne fotte, tanto è tutto pagato. L'allafannato ha la teoria del tutto pagato perché pensa: un cifici 300 euro in regalo, me le scottere tutto. Ma mangiare 300 euro in roba, chissà mio ma va a matare più. Lui pensa ai soldi che ha speso per i vestiti, perché l'allafannato in virtù del matrimonio compra gli abiti 2 misure più grandi. Arriva in chiesa che i cavi si cercano, ne esce dalla sala, minchia, ma vanno strette, ma come mai? Oh! È talmente vera questa cosa che noi, se chiedi a qualcuno come è andato il matrimonio di tua cugina, lui non direbbe mai: beh, effettivamente la chiesa è elegantissima, la sposa è molto bella. No, una sola frase: onestamente si è mangiato benissimo. Tutto il resto non ce ne fotte niente. E l'allafannato non va via fino a quando non c'è la parte finale, la confettata. La confettata è un evento nell'evento, un banchetto nel banchetto, perché prima c'erano 4 confettini che tu via, ora no, ci sono tutti i gusti di confetti, i confetti ai fichi, alle mandorle, al cioccolato, alla nocciola, ricotte e pere. A noi mancano soltanto i gusti paisa chi tendurme e paisa chi vongole, e poi abbiamo tutti i gusti dei confetti. E tu vedi che l'allafannato è messo lì, lo zio con la zia con la borsa aperta, e io che va pigliando cucchiarate, e ne portiamo un po' a casa, la pavocca te. È peccato, chi fa s'annagghiettare, chi sa le mandorle, te, là. L'altra volta mia zia Concetta al matrimonio ha mangiato tanti di quei confetti che a fine serata gli sposi la davano per bomboniera. Voglio concludere ricordando mio zio Pino, che è stato l'allafannato doc al mio matrimonio, che arrivava il cameriere e lui diceva: me ne metto un po' in questo piatto. Non si sente, me lo mette da parte per il cane. Tutte cose da parte per il cane, il primo, il secondo, il dolce, il contorno, la frutta, tutte cose da parte per il cane. Ma se tu a casa sei solo, c'è appunto un sogno solo come un cane. Quanti di voi si sentono allafannati? Alzino la mano, ma state attenti che avremo un mozzicone da arrivare. Grazie. Vai. Mancava la standing ovation per Stefano Piazza, questo appunto era una porzione, una parte di Insieme Show che questa sera peraltro potrete vedere integralmente alle 21:30 qui su Antenna Sicilia. Fatemi salutare Marco Amato, il nostro astrologo. Buongiorno eccolo là, lo fai per me. Tazzina bicolore oggi, Buongiorno. Ciao Marco, lo fai per la curiosità che ho della tazzina, ormai sta cosa la sai. Siamo in pandan, ci siamo vestiti di rosa più o meno, io sono un po' fucsia. Allora, buongiorno Marco. Senti, siamo insieme in questa ultima parte di trasmissione, intanto con Angelo Gagliano che ci racconta la curiosità della quale ci voleva parlare prima, e poi andiamo subito con Marco per il quadro astrologico di 2 personaggi della politica siciliana. Ma subito la curiosità. Allora, subito. C'è un'intervista con Daniele De Paulis
come parlano gli alieni, i primi segnali di una sfida per decifrare la lingua di E.T. Praticamente l'artista multimediale ha creato uno staff di scienziati, assieme a loro, un ipotetico messaggio di extraterrestri, e l'ESA lo ha diffuso via radio dallo spazio, quello che sarà così distorto e oscuro. Insomma, si è lanciato un messaggio per cercare di capire che cosa succede se avremo un feedback dall'altra parte. Il contenuto è di 8 kilobytes, un messaggio trasmesso dalla sonda ESA. Il gioco qual è? Ha scritto un messaggio e lo ha nascosto tra le onde radio, cercando di immaginare un alieno. Questa è la cosa. E poi c'è un concorso, la piattaforma interattiva permette alle persone da varie parti del mondo di fornire il loro contributo, uno scritto, un disegno, una serie di suoni. Insomma, abbiamo mandato un messaggio agli alieni e cerchiamo adesso di capire se risponderanno, come risponderanno. No, non credo che Marco si occupi di alieni, però guarda sicuramente le stelle, e in questa occasione ha guardato le stelle per due personaggi che rappresentano la politica siciliana. Lo vediamo subito in due foto che fra poco faremo vedere: il nostro presidente della regione Renato Schifani e Cateno De Luca, il neo sindaco di Taormina, che già fa tanto parlare di sé. Allora, non se ne sono mandati a dire, ma soprattutto il sindaco De Luca è estremamente social, forse il più social in assoluto tra i sindaci del nostro paese, che da una parte si è detto contento dell'approvazione di quello che poi è un emendamento che consente ai comuni, laddove insistono parchi archeologici e quindi strutture archeologiche, di godere di una percentuale sullo sbigliettamento. Quindi era felice del fatto che valesse il principio, ma non era contento di quello che poi è stato, cioè che ha prevalso poi l'emendamento portato avanti dal governo regionale e non invece quello che portava avanti De Luca, che desiderava avere oggettivamente dai manager dello spettacolo appunto anche una percentuale sullo sbigliettamento che riguarda gli spettacoli, e quindi lì Cateno De Luca ha innescato la polemica. Come andrà a finire questa situazione, ma soprattutto di fronte a che personalità siamo al cospetto, astrologicamente parlando, Marco? Ebbene, allora, sono due personalità in realtà abbastanza compatibili, sorprendentemente, ma che guardano un problema a angolazioni un po' diverse. Ecco, il primo è Schifani, è un toro, per cui un toro è il segno del possesso, è garante di limiti. Il toro è sempre molto rispettoso di una tradizione e delle strutture. Cateno, che è sempre stato assolutamente, come dicevi bene tu Roberta, il più social dei sindaci, ha fatto molto parlare di sé. In teoria è un dolce, sensibilissimo e empatico pesci. Ecco, vedete, semplicemente il problema sta nei caratteri zodiacali, nel fatto che mentre il toro tenta di mantenere lo status quo e la struttura conservativa, i pesci hanno una capacità di immedesimazione, di empatia appunto, e di rendere salvifico un po' tutto, per cui l'intento di Cateno è assolutamente quello di rendere proporzionale qualcosa per più persone, ecco, mentre invece la regola proposta da Schifani è assolutamente quella di mantenere un po' un establishment importante. Ecco, come finirà questo? È qua che l'astrologo si gioca un po' la sua reputazione. Secondo me si troverà un accordo, perché in realtà è una questione di angolazione su un problema che comunque è comune. Chiaramente ciò che dico è una valutazione in termini di caratteri astrologici che rimane assolutamente esemplare e teorica, quindi non sto propriamente parlando delle due persone, ma semplicemente di come le modalità espressive dell'uno e dell'altro si possono applicare, ecco. Del resto i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, che proprio questa settimana hanno una luna che li fa riflettere un po', tendono sempre a mantenere e conservare l'oggetto, la realtà, la terra e l'elemento del concreto, mentre invece i pesci e l'acqua, Cancro, Scorpione e Pesce appunto, vi ricordo che oggi la luna è in Scorpione, per cui il senso di difesa, il senso salvifico che hanno i segni d'acqua, empatico, la capacità di proiettarsi nell'altro
del cancro, di essere viscerali nel desiderio come lo scorpione, di essere salvifici per tutti come il segno dei pesci. Marco, scusami, ti interrompo perché abbiamo compreso insomma un po' quelle che sono queste due personalità, però vorrei un tuo intervento anche per quanto riguarda il segno zodiacale del leone, che appartiene a un'artista mondiale che è Madonna, che in questo momento ricoverata in terapia intensiva per dei problemi che vengono definiti appunto importanti, tanto da diciamo costringerla a stoppare tutte le sue attività. È una leone, è una combattente. È una leone, una combattente. L'oroscopo della signora Ciccone lo conosco da anni perché in astrologia è tradizione studiare gli oroscopi delle persone famose. Perché riuscendo ad esprimere bene dei talenti o delle attitudini importanti fanno scuola, nel senso che nel caso della signora Ciccone c'è tutto il glam del leone, ma nel suo oroscopo è Urano, il pianeta della forza di decisione, che è dell'Aquarium, che l'ha resa assolutamente quello che è. Sicuramente c'è un talento, un'attitudine di base, si è sempre detto di lei che è camaleontica, che si sa adattare. Il senso del futuro uraniano l'ha sempre accompagnata e l'abbiamo visto. La signora Ciccone è una leone comunque che per adesso ha Venere come salute, Venere è anche il pianeta della salute nel suo segno zodiacale. Venere e il leone ci rimarrà 6 mesi. Quello che purtroppo non è compatibile è il fatto che anche Marte è il leone, per cui anche data la natura della patologia da cui è stata accolta, questo è il segnale di disturbo, no? Diciamo così, Marte è il segnale di disturbo. Esattamente. Allora, Marco, siamo in chiusura, velocissimamente, mi devi solo dire i segni del fine settimana, ma solo quelli, solo elencarli, e poi ne parliamo domani. Allora, sono il fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, proprio perché la Luna si sposterà in questo fine settimana da Scorpione a Sagittario. Benissimo. Quindi aumenta il... Benissimo Marco, scusami ma siamo di fretta, dobbiamo chiudere, noi ci vediamo domani naturalmente. Vi abbiamo chiesto tante cose oggi a Marco Amato, ma a questo punto chiudiamo come sappiamo fare ricordando in questa occasione il 29 giugno. Lo sapevi che nel 1925 a Napoli nasceva il presidente emerito Giorgio Napolitano, primo della storia italiana ad essere eletto per un secondo mandato? Adesso anche Mattarella ovviamente condivide questo primato. 29 giugno 1929 a Firenze nasce la giornalista, scrittrice partigiana Oriana Fallaci. 29 giugno del 1934 in Germania, la notte tra il 29 e il 30, avviene l'epurazione degli oppositori di Hitler, la cosiddetta notte dei lunghi coltelli. Nel 1945 a Milano nasce Paola Gassman, figlia d'arte, anche lei infatti calca i palcoscenici fin da ragazzina. 1950, stiamo parlando dei mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono, pensa, in Brasile a sorpresa l'Inghilterra, è il miracolo di Belo Horizonte. 1957 Cienfuegos, a Cuba nasce l'attrice e cantante Maria Conchita Alonso e nel 1957 a Roma nasce il comico, cabarettista e conduttore e regista Maurizio Battista, eccolo qua. Alle 18 del 29 giugno del 2007, l'ora locale, siamo negli Stati Uniti, viene messo in vendita in tutti gli Apple Store il primo iPhone. 2009 a Viareggio, un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraia e ci sarà una fortissima e tremenda esplosione, crolli ed incendi nel raggio di 200 metri, 32 morti, 25 feriti. Andiamo a chiudere 1968 e parte la nostra canzone di oggi. A Roma nasce il cantautore, regista e sceneggiatore Federico Zampaglione, frontman dei Tiro Mancino, e noi chiudiamo con Due Destini, cantata con Alessandra Amoroso. Grazie per averci seguito, grazie Angelo Gagliano. Grazie, ci vediamo Roberta. domani per Buongiorno Sicilia.